Allora, mi è arrivata una mail questa mattina, do un'occhiata, ve la leggo. Il tuo account XY dell'azienda XY è stato bloccato per motivi di sicurezza. Poi c'è scritto sotto pian pianino, c'è scritto, vediamo un attimo, c'è scritto verifica account, dopo avere un sacco di belle parole con il logo dell'azienda, guardo e c'è una info, una mail con tantissime lettere strane, @support.info. E allora ho pensato, ma vuoi vedere che è vero che questo account mi è stato bloccato? E invece non è così, perché probabilmente è un imbroglio. Perché vi dico questo? Perché abbiamo un ospite importante, anzi ne abbiamo due. Il primo ve lo presento ed è il direttore della Voce di Rovigo, Pierfrancesco Bellini. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno. Vicino a te, alla tua sinistra, hai invece un ospite, lo presentiamo. Abbiamo con noi il dottore Eugenio Picchioni, responsabile dell'organizzazione di Banca Adria Colli Euganei, il nome l'abbiamo detto bene, per parlare di un tema particolarmente interessante. Stamattina l'anziano De Grandis ha rischiato di finire in una truffa online, e quindi nel giornale poi, perché parliamo di come difendersi da tutte queste forme di truffa online che ormai sono all'ordine del giorno. Allora, buongiorno intanto al dottor Picchioni. Benvenuto. Lui mi aveva detto che in una radio c'era già stato, ma in diretta in un programma no, quindi magari se cambia mestiere un domani potrebbe essere anche un'alternativa. Non si può mai sapere. La voce è molto radiofonica. Assolutamente sì. Paolo. Allora, domanda. Ci sono un dedalo di parole per quanto riguarda le truffe online, e queste parole sono entrate quasi quasi a far parte della nostra vita quotidiana. Il PIN, la password, l'URL, il link, e queste sono veramente una piccola parte. Cosa deve sapere di informazione base chi si approccia per esempio all'utilizzo di una banca, in questo caso online? Sì, intanto buongiorno a tutti, buongiorno Benvenuto. a voi, a tutti gli ascoltatori, grazie di questa possibilità di, Grazie a lei per essere qua. di comunicare, comunque di fare un certo tipo di intervento di questo tipo. Allora è vero, sì, ormai queste parole un po' strane fanno parte del nostro vivere quotidiano, ci circondano, le leggiamo, le sentiamo continuamente, e con queste dunque dobbiamo conviverci, e più le conosciamo e più riusciamo a, come si può dire, non cadere in questi tranelli, come poteva essere appunto la mail che aveva ricevuto questa mattina. Anche perché abbiamo scontato di conoscerle. Assolutamente Ma non sì. è così. Non è Dietro così. si nasconde la parola URL, che è piccola, ma chissà quante Allora, cose ha sotto. PIN è quella più semplice, che è il codice identificativo personale, è appunto quella serie di numeri che ci permette di sbloccare l'allarme di casa, sbloccare il cellulare, dunque di usare questi dispositivi. Qui c'è anche il PUC poi, giusto? Sì, poi ci sono anche il PUC, ci sono tutta un'altra serie, quello più per le SIM, per quanto riguarda ok. la telefonia. La password invece è la versione moderna di quella che poteva essere la vecchia apriti sesamo delle favole, ed è associata sempre all'utente, ci permette di entrare in tutte quelle che sono le piattaforme in cui siamo registrati, che possono essere le app per ordinare il cibo, il nostro operatore telefonico e quant'altro. E anche la banca. E naturalmente la banca online. Quindi PIN e password sono due cose che è meglio non far vedere a nessuno. Assolutamente no. Teniamole bene nascoste, protette, non condividiamole in nessun modo. non come il direttore E che ha scritto infatti, nel telefonino. infatti arriviamo alla seconda domanda che avevamo previsto di fare. No, io ho un PIN e una password che più o meno uso sempre le stesse, perché per comodità. Come possiamo evitare che PIN e password vengano identificate e dunque utilizzate da qualcuno con cattive intenzioni, diciamo così? Allora, il PIN, se è un PIN che dobbiamo creare noi, perché per le carte di pagamento alle volte ci viene dato già confezionato, invece quelli che possiamo creare noi, conviene non usare date di nascita di persone care o persone Figli più delle volte, assolutamente. Fidanzate, marito. Non usare sequenze di numeri 1, 2, 3, 4, 5 Che è la più utilizzata in Italia, Sì. giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, difficilissimo. o numeri in sequenza uguali, tutti 1, tutti 0, quant'altro, ma per crearla proprio random. Poi non c'è una vera e propria
come si può dire, guida per creare un PIN assolutamente infallibile, basta che comunque non sia identificato a noi, dunque no date di nascita. La password invece la vedo un po' come la porta di casa, cioè noi se chiudiamo la porta di casa tirandocela dietro senza chiudere la chiave o con un chiavistello, è più facile per un malintenzionato entrare nella nostra abitazione. Più facile è la password, e dunque anche qui non richiamare nomi di parenti, familiari, animali domestici e quant'altro, ma crearla magari usando delle lettere maiuscole, minuscole, numeri. Cioè renderla difficile. Più possibile. E poi dopo uno se la dimentica però. Dove possiamo scriverla? No, ecco. Dove la lascio scritta la password? Tatuiamo da qualche parte. Assolutamente no, la conservazione corretta delle password è un'altra cosa fondamentale per la sicurezza online. Non va mai tenuta insieme a quello che è l'utente, cioè il codice utente e la password devono essere sicuramente separate. Non è consigliabile assolutamente memorizzarla sui cellulari, dispositivi mobili o portatili, perché poi se lo perdiamo, se viene rubato, sono dispositivi portatili, come lo dice il termine, dunque è facile che vengano sottratti. Bisogna conservarli, poi inventiamoci, teniamocelo scritto a casa in un posto sicuro, non teniamolo in ufficio ad esempio, perché anche l'ufficio, se non è chiuso, se non è direttamente nostro, personale, c'è magari l'accesso per le signore delle pulizie, per i colleghi. Non è semplice però, no, non è la sento dire così, però non è semplice. Pier non te la darò mai, in ufficio ecco, non condividerla per nessun motivo, con nessun tipo di strumento, SMS, WhatsApp, social, deve essere proprio personale. E se uno come me la dimentica, che succede regolarmente, la può sempre modificare, giusto? Assolutamente sì, tutti i siti o comunque tutti i servizi, dall'internet banking, dalla banca online o dall'operatore telefonico, permettono il recupero della password o comunque hai dimenticato la password. Sì, bravissimo. Di solito viene inviata una password temporanea per un accesso limitato che permette solo il cambio appunto della password. Signor Becchioni, la parola non suona come... C'è una parola che ti suona male. Suona malissimo. Malissimo. Ed è la parola phishing, che per tanti andiamo a pesca, ma non è così. È una parola, ragazzi, molto pesante che riguarda, perché no, anche la mail che mi è arrivata stamattina, che ce l'ho proprio qua. Che cos'è la parola phishing? Assolutamente sì, ed è stato descritto bene appunto quando andiamo a pesca, perché serve proprio per far abboccare pescano gli altri, l'utente, esatto, nell'utilizzo della mail. Allora noi tutti abbiamo la mail, che può essere la mail del lavoro, anche la mail personale, che ci permette di fare una serie di attività, chiedere informazioni, prenotazioni alberghiere, eccetera. Riceviamo di conseguenza nella nostra casella di posta tantissime mail, e tra queste potrebbe esserci appunto la mail phishing, che sono quelle che sono proprio dei tranelli fatte anche bene, hanno un tono assolutamente minaccioso, perché la forza della mail phishing è appunto creare ansia, creare fretta all'utente di fare delle azioni, di cliccare, di rispondere alla mail magari allegando delle credenziali o appunto le password o quello che è il nome utente, o di cliccare nei link contenuti in quelle che sono le mail stesse. Spesso utilizzano anche i loghi dell'azienda perfettamente. Allora, questo si riallaccia un po' al discorso di prima dell'URL, che è l'indirizzo appunto elettronico, e i malfattori clonano completamente dal punto di vista grafico di contenuti i siti. Dunque a colpo d'occhio è assolutamente uguale con i loghi eccetera, solo l'indirizzo è diverso, e questo deve farci un po' sospettire. Ed è anche quello che è contenuto molto spesso in queste mail di phishing, che puntano tutto su creare ansia e aver fretta. Ti stanno per chiudere il conto corrente. Guarda che la tua carta è bloccata, per sbloccarla digita le tue credenziali qui. Assolutamente no. Il più seguito è quello delle poste, poi possiamo anche dirlo in continuazione, e le poste non mandano mail di nessun tipo. Allora,
gli istituti di credito, le banche in genere, comunque le comunicazioni i clienti le mandano, certo. le mail le mandano, ma sono mail assolutamente informative, Certo. per dei servizi, per delle possibilità, eccetera. Non verranno mai mandate mail che chiedono di inserire i propri dati personali. Questo non Questo è succederà importante, mai. mai, né per telefono, né per SMS, né per mail. Se dovesse capitare che qualche ascoltatore riceva questo tipo di messaggio, la prima cosa da fare è fermarsi, chiamare la filiale di riferimento E chiedere. Avete mandato voi questa mail, eccetera. Posso raccontarti un'esperienza personale. A me tanti anni fa è stato clonato il bancomat. Nessuno mi ha scritto, ma la banca ha preso il telefono, mi ha chiamato il responsabile della mia filiale, mi ha detto vieni qua che è successa una cosa. Sono andato lì e davanti a lui mi ha detto guarda, ti hanno clonato il bancomat, stanno facendo dei prelievi, non so, dall'Argentina, e il bancomat è stato bloccato e poi dopo i soldi fra l'altro sono stati anche restituiti. Questa è la formula che si usa, cioè uno viene convocato se la banca trova qualcosa di anomalo. Assolutamente corretto, nel senso che il nuovo step dei malfattori è anche appunto chiamare e spacciarsi per operatore bancario o il centro assistenza del sito della banca online. Corretto è il discorso invece di fissare un appuntamento in filiale, vieni qui, ci parliamo. E qui te lo dico. E qui te lo dico, sì, assolutamente sì. Interessante. Questo sì. Oggi è diventato quasi impossibile. Abbiamo fatto una premessa, no? Dove diciamo come non si riesce più a vivere senza navigare in internet, non solo per divertimento ma anche per necessità dello shopping online, alla banca, appunto. Ormai tanto passa dal www, come si dice. Per chi non è addentro a questa cosa, come si deve avvicinare, cosa deve sapere prima di addentrarsi in questo mondo che per noi magari ormai è diventato abbastanza comune, ma c'è anche chi non è abituato a navigare? Certo. Allora, il web è un grandissimo universo, ricco di informazioni, ricco di tantissime cose buone, ma anche purtroppo di cose non assolutamente negative, come possono essere i tranelli o i malfattori che abbiamo visto prima. Importante perché si avvicina al web, che ormai si può fare dal PC, dal telefono, dal tablet, cioè i device che ci permettono di navigare sono tantissimi, e consiglio a prestare sempre molta attenzione, non avere mai fretta di concludere anche degli affari, perché magari navigando ci capita di trovare un oggetto che cercavamo da tempo ad un prezzo estremamente conveniente. Assolutamente. Sulla brutta bestia è la fretta, in definitiva. Assolutamente sì. Prima cosa è, prima di procedere all'eventuale acquisto dell'oggetto e dunque inserire i dati di pagamento nel sito, conviene aprire un motore di ricerca e fare una ricerca sul venditore. Non usiamo le recensioni per i ristoranti, per gli hotel, usiamole anche per i venditori, perché magari scopriamo che c'è una truffa, il materiale che arriva è scadente, i tempi di consegna non sono rispettati, dunque capiamo. Magari scopriamo che in realtà è un venditore correttissimo, per cui possiamo procedere con un po' più di tranquillità. Esatto. Posso dire che delle volte ci sono delle truffe che ti truffano per una cifra non altissima, perché poi si dice se vado a chiamare l'avvocato alla fine spendo di più, ma sì, sono stato fregato e basta, giusto? Quello è assolutamente più sui banner, perché per esempio ci capita di vedere anche delle offerte gratis, clicca sul banner, attiva gratis questa promozione, magari scopriamo che è gratis per qualche giorno e dopo arriva l'abbonamento settimanale o mensile. Allora si parla sì magari di cifre ridotte e uno dice ok, va bene, li ho messi, li ho persi, anche perché è vero che ci si può cancellare da queste iscrizioni facilmente, anche per fortuna, però quello che è già pagato è andato, è difficilissimo da recuperare. Certo.
Ci sono banche che offrono una possibilità ormai infinita di operare sulle proprie piattaforme, quindi online, parliamo di questo, va a dire la banca digitale, che rappresenta una delle grandi sfide del credito. La banca online, io chiedo, è sicura? Può essere sicura? E soprattutto cosa si deve sapere per evitare di finire nelle grinfie dei malfattori di cui parlavamo qualche istante fa? Sì, allora la banca online per il discorso anche pandemico ha avuto un boom, uno sviluppo molto forte in questi ultimi anni, anche perché ci ha permesso di portare a compimento delle operazioni o consultare i nostri rapporti bancari anche senza andare in banca direttamente, visto che eravamo anche chiusi in casa. La comodità della banca online, ragazzi, è fantastica. Assolutamente sì. I siti delle banche online sono estremamente sicuri perché comunque usano un protocollo di sicurezza strutturato, le comunicazioni tra l'utente e l'istituto di credito è cifrato, dunque le informazioni non vanno via in chiaro, ma vengono codificate in un codice, però la sicurezza della banca online è se tutti fanno la propria parte, cioè le banche tengono aggiornati, o chi gestisce i siti per le banche e gli istituti di credito, il sito in maniera sicura, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte, noi utenti finali, cioè come ho detto prima, creare delle password difficili da clonare, mantenerle in maniera sicura, tenere i nostri dispositivi puliti, aggiornati con un antivirus, aggiornare sempre quello che è il programma principale, perché questo aiuta a usufruire di questo bel servizio in maniera più tranquilla e sicura, come ho detto già più volte. Tirando un po' di somme, ci sono alcune cose, esempi concreti, che non si devono fare mai? Sì, ci sono delle cose che abbiamo già affrontato durante questa chiacchierata, che sono non avere fretta, fermarsi un attimo a riflettere, mi arrivano comunicazioni, pensare a cosa mi è arrivato, se nelle epoche passate erano arrivate altre comunicazioni di questo tipo, se il tono è quello un po' conosciuto o se è un tono invece diverso, magari più minaccioso. Possono arrivare anche mail da persone conosciute, familiari, parenti, amici, però magari hanno un tono strano, questo ci deve allertare un attimo, conviene fermarsi un attimo e magari contattare questa persona telefonicamente. E verificare se l'URL sempre, se sempre corrisponde. È corretto, sì. Un'altra cosa sono gli errori grammaticali che possono essere contenuti nelle mail, perché purtroppo le mail di phishing, mediante allaccio a quello di tu prima, vengono da tutti i paesi stranieri, possono arrivare da tutto il mondo. Quindi sono tradotte con Google e ci può essere. Sono tradotte con Google, può esserci un errore. Mi vedo difficile la banca di scrivere chiamare, prego, fare presto. Ecco. E un'altra cosa, sono assolutamente impersonali, cioè non portano mai quello che è il nome o cognome del destinatario, ma proprio si fermano a un livello superiore, gentile cliente, caro cliente. Sono dei copia e incolla, in definitiva, dei copia e incolla. Devono andare bene per tutti. Ecco. Nel caso invece si abbia solo il sospetto che la mail sia, diciamo, mi viene la parola strana, non mi vengono altre, e taroccata, taroccattina, ma anche anomali. Cosa ne ci dobbiamo comportare? Dobbiamo chiamare i carabinieri, in questo caso la banca, la finanza, la polizia postale? Come ci possiamo comportare? Sì, allora il consiglio è di avvertire sempre l'istituto bancario. Prima cosa, anche se per fortuna non siamo caduti in quello che è, non abbiamo portato a compimento quello che è la truffa, nel senso che ci siamo fermati prima, conviene comunque sempre avvertire il proprio istituto, perché questo farà sì che queste informazioni verranno poi girate a chi sviluppa il software per appunto creare sempre più sicurezza a monte, dunque cadere meno nella trappola. La polizia postale, nel momento in cui le minacce sono più serie, più cattive, sicuramente, o se si è venuti spossessati di quello che è appunto l'account o il profilo anche Facebook o WhatsApp, perché lì potrebbero naturalmente carpire quelle che sono le informazioni, dunque gli conviene andare alla polizia postale. Volevo finire una cosa, una parentesi. Aprire una mail di per sé non è pericoloso.
è pericoloso portare a compimento quello che c'è scritto, che vogliono che noi facciamo leggendo una mail. Perché quando dicono apri la mail, no, già quello non devi farlo, se lo facciamo diciamo uno step che ancora possiamo controllare. Possiamo ancora controllare. Certo. L'importante è non rispondere alla mail, non cliccare nei link, cestinarla e ruotare cestino. E magari bannarla, metterla spam, eccetera. Una cosa, una curiosità che mi è venuta parlando dei metodi empirici che ti consigliano, ogni tanto ti consigliano anche in questi mondi delle cose empiriche. Dico, quando fai acquisti online cerca di utilizzare magari non la tua carta di credito sul tuo conto, ma di utilizzare per esempio una prepagata che fanno tutte le banche. È una cosa utile o no? Allora, so che questa... Quindi ti fregano un po' meno. È vero, però te lo fregano. Invece Vabbè, chiaro. con la carta di credito, le carte di credito ormai hanno dei sistemi di sicurezza tali per cui ti chiedono il riconoscimento triplo, ti arriva un codice sull'app. Cioè, più sicura la carta di credito? Assolutamente sì, perché ha comunque... Questo non me l'aspettavo, questa risposta. Neanch'io, ma infatti siamo qui anche per... Ha delle coperture assicurative che comunque intervengono, che invece la carta prepagata ne ha sicuramente meno, e ha comunque questi appunto strumenti di sicurezza, oltre ad avere una statistica a livello mondiale più ampia. Dunque più sicuro. È vero, come si diceva prima, a carta prepagata ti fregano solo quello, ma quello te lo portano via. Siamo all'ultima domanda, ma la conclusione... Ne avremo un bel po'. Diciamo una cosa, la domanda è quasi scontata, ma utilizzare la banca online è sicuro? E soprattutto cosa consiglierebbe a chi ha un po' meno di manualità con questo mondo per avvicinarsi a questo che ormai è un servizio non solo importante ma tanto utile? Assolutamente sì. Allora mi sento di tranquillizzare gli ascoltatori che banca online è sicura per i motivi che abbiamo anche detto prima e che abbiamo affrontato con questa chiacchierata, perché c'è sempre uno sviluppo, investimenti di grandi cifre, però come ho detto prima tutti dobbiamo fare la nostra parte. Le banche e gli istituti di credito fanno la loro investendo veramente cifre importanti su quello che è la sicurezza online, dando tutti gli strumenti possibili, però dobbiamo anche noi fare la nostra come fruitori. Come ho detto prima, teniamo sempre i programmi aggiornati, facciamo delle password sicure, conserviamole in maniera corretta, non memorizziamo mai le password nei siti. So che viene il bannerino, vuoi memorizzare la password? Diciamo sempre no, e lo stesso nei browser, perché comunque questo potrebbe essere un indice di attaccabilità, una cosa che potrebbero il malfattore andare in cerca. Evitiamo di installare programmi sui nostri device da fonti non perfettamente tranquille e sicure, e l'antivirus, se non l'ho già detto, è fondamentale. Cosa fa l'ultimissima domanda? Ce n'è ancora una io, posso? Una piccolina volante. Parliamo di una banca, come nel vostro caso, di una banca che è presente sul territorio e che offre servizi online. Si può dire, se vi vengo, voi usate la banca online tranquillamente, se vi viene un dubbio però avete il vostro punto di riferimento, andate e parlate. Assolutamente sì. La sicurezza che dicevo prima appunto della banca online deriva anche dal fatto che se capita a qualcuno malauguраto utente di incrociare una mail o subire un attacco, anche se non ha portato a fondo, chiamate la banca, avvertite la banca e l'istituto di credito, che siamo noi o che siano altri, perché queste segnalazioni permettono di sviluppare, di mettere in sicurezza di più il software ogni volta, in base appunto alle segnalazioni degli utenti stessi. Faccio l'ultima domanda. Sicuramente i truffatori, i malfattori con il tempo migliorano, anche voi però assolutamente sì. Dovete essere un passo avanti a loro. Assolutamente sì, per quello dico segnaliamo tutti i comportamenti anomali, perché magari non diamo mai niente per scontato e l'avrà già fatto qualcuno, no, piuttosto doppio, tripla segnalazione, però fatelo tranquillamente, siamo lì apposta, noi abbiamo i nostri riferimenti come si diceva prima, abbiamo chi ci sviluppa il software e chi ci accompagna in questo viaggio della banca online. Ecco, per concludere la risposta, per l'utilizzo in tranquillità, tutti i fornitori di servizi di banca online mettono a disposizione dei video, dei tutor, dove insegnano un po' come navigare, come usare questo strumento, eccetera. Basta informarsi, chiamare la filiale o chiedere.
Come cambia il mondo, Paolo? Una volta, tanti anni fa, quando tu eri già adulto, vendevano la fontana di Trevi agli americani. L'ho comprata, è mia. Oggi siamo a metodi molto più sofisticati, ma tutto sommato, come dire, ci sono i mezzi per difendersi. Sì. Grazie. Allora ringraziamo e salutiamo il nostro ospite Eugenio Picchioni, che è responsabile dell'organizzazione della Banca Adria Colle Euganei Credito Cooperativo, che è stato con noi e ci ha risposto veramente a delle domande interessanti, no? Le domande e le risposte, insomma. Non le sapevo, quindi adesso ne sappiamo un po'. Ne sappiamo qualcosa in più. Grazie dottor Picchioni. Grazie per Francesco Bellini, direttore della Voce di Rovigo.